Ormai tutto pronto per la quarta corsa, premio Pindaro Ped, confronto per 5 anni ed oltre di categoria F. Favorito sotto la pari Dakota Grimm, 3 Biscuit del Nord, 10 Fidelioz, 12 Flamingo Rall e Flame AD. Gli altri 2 Follow Me ed ancora bella intorno al 50 contro 1, Timotei Smona 15. 17 secondi sul countdown di questa prova per gli anziani. Qui abbiamo detto Dakota Grimm essere il favorito, sgambatura non convincente però per il 7 anni da Chapeau. Sgambato meglio Biscuit del Nord, ha 9 anni da mago d'amore, con tante battaglie però anche tante vittorie in carriera, cavalla generosissima. E l'autostart inizia a muoversi, li raccoglie. All'1 Flamingo Rall Carmine Piscoglio, 2 Flame AD Giuseppe De Filippis, 3 Follow Me Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 4 Dakota Grimm Antonio Di Nardo, 5 Timotei Smona Roberto Vecchione, 6 Biscuit del Nord Enrico Bellei, 7 Fidelioz Lorenzo Besana, 8 Ancora Bella Massimo Andreani. Autostart che accelera, si prepara al lancio. Problemi per Flamingo Rall. Partiti. È veloce Dakota Grimm che prende la testa nei confronti di Flame AD, che prova a tenere le punte di dentro, però all'imbocco della prima curva Flame AD alla fine rientra a Dakota Grimm. Al termine della prima piegata vediamo ora le scelte dei driver, 200 metri iniziali in 14,1. Flame AD è davanti, Dakota Grimm ritorna alla carica e alla fine sembra poter passare. E così dopo 400 metri iniziali passati in 29,1, Dakota Grimm è in vantaggio nei confronti di Flame AD. Di fuori rimane Biscuit del Nord con in scia Timotei Smona, poi in terza pariglia esterna Fidelioz. E si vanno a completare così 600 metri di gara in 45 spaccato. Passaggio sotto alle tribune con sempre Dakota Grimm davanti, di fuori Biscuit del Nord, poi Flame AD, Timotei Smona, Follow Me, Ancora Bella, Fidelioz, Flamingo Rall, 59,9 i primi 800 metri di gara, passo costante imposto al comando da Dakota Grimm che si mantiene una lunghezza avanti a Flame AD e a Biscuit del Nord al completamento dei 1000 metri iniziali in 1,14,6. Dakota sempre in vantaggio, Fidelioz che dal fondo del gruppo mette il naso in terza ruota e prova a progredire, il leader che ora accelera, prova a fuggire Dakota Grimm all'imbocco dell'ultima curva da Flame AD e da Biscuit del Nord. In mezzo alla pista Fidelioz, 14,4 di là, con Dakota Grimm sempre in vantaggio, Fidelioz che progredisce in terza ruota, chiusa in corda c'è Follow Me, all'ingresso addirittura arrivo Fidelioz prende sotto tiro gli avversari, è passato Fidelioz a 150 dal palo, Fidelioz in fuga dagli avversari, Fidelioz stacca e viene a vincere nettamente. Al secondo posto ancora Dakota Grimm, al terzo finisce Follow Me, 1,14,3 Fidelioz. Lorenzo Besana per Harry Rantanen al training, Vincenzo Formisano alla proprietà. A vittoria del numero 7 dello schieramento, il Sauro di Lorenzo Besana. Stava correndo molto bene, oggi si impone nettamente al secondo e Dakota Grimm al terzo, Follow Me.